Tua. Ok. Ritmo, dai. Subito. Tutto. Ok. Benissimo. Ok. Ci dai. Spingi. Ancora mezza ne voglio, ancora mezza. Stop. Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video, benvenuti in un nuovo episodio di Sposto Ghisa con il mio format preferito qui in Veneto ve lo lascio dire a lui cosa faremo. Ilario Fogarolo. Ciao Ilario. Ciao, buongiorno Lorenzo. Oggi facciamo una cosa che si chiama gambe alla trevigiana. È un piatto tipico di Treviso in cui una persona viene, si fa distruggere, va a casa portata via dal suo videomaker. Questo è il tipico piatto che noi diamo qua. Ilario mi ha visto, io 4 Ave Maria e 5 Padre Nostri che ho fatto fino adesso. Sì, Però... adesso la promessa è che sicuramente domani respira, poi vediamo un attimo il resto come andrà. No, in realtà sono super anche emozionato e abbiamo fatto una chiacchierata stupenda, l'avete vista settimana scorsa e adesso ci alleniamo. Quale distretto se non gambe fare assieme a te? E infatti io speravo che mi chiedessi di fare gambe. Sono felice anche di farlo con te come guida perché voglio anche percepire come riesci a trasmettere determinate sensazioni, no? Lì Sì, di fianco a me. ok. Quindi è una cosa molto interessante. Giusto un piccolo accenno su quello che faremo oggi. Allora, oggi vi cominciamo con, mi ricordo che dobbiamo cominciare con la Ductor Machine, poi dobbiamo fare 2 serie di hack squat, 2 serie di affondi multipower focus quadricipiti, che quello è molto interessante, e poi 7 serie di leg extension, se non sbaglio. Esatto, praticamente una serie abbastanza densa di leg extension, un'unica serie. Un extended Sì. set quasi. E poi ci spostiamo sui I femorali, sì. Esatto. La cosa interessante sarà vedere la cosa che ti posso passare oggi, sicuramente l'affondo al multipower e il setting su una squat che ti permette di massimizzare lo stimolo sui quadricipiti e anche poi sugli affondi facciamo qualcosa per farti capire bene come spostare interamente lo stimolo sui quadricipiti, che è importantissimo per avere secondo me dei vasti laterali importanti. Non soffermiamoci tanto di più. No, andiamo dritto al piatto. Primo esercizio, adductor machine. Ora, non lo faremo alla morte, anche perché io ho avuto un piccolo fastidio tendineo all'adduttore sinistro, però quello che mi interessa anche sapere da te, Ilario, è come vedi una preattivazione prima di andare a fare multiarticolari pesanti. Pensi che l'adduttore sul palco faccia la differenza? Quello sicuro. Infatti c'è un termine inglese molto bello che si dice, che loro dicono che quando tu non hai le gambe le chiamano pencil legs, che sono le gambe a matita. Chiaro. E l'adduttore ti dà la tridimensionalità che deve avere la gamba sul fronte. Il problema è che se vedi le gambe degli inglesi, per esempio, che loro abusano, fanno come una scala come la stai facendo te, quindi cominciano con un adductor, secondo me però poi quando sono troppo predominanti e non dai poi volume sul resto della gamba, la qualità della gamba in toto, la gamba è grande, però qualitativamente non è separata. E ho paura che dare troppo enfasi su questo adduttore qua per cercare di compensare questa magrezza, diciamo, della gamba, poi ti porti a togliere del volume che invece secondo me ti porta qualità nel distretto. Ok, sul petto, benissimo. Sì, poi qua se veramente non sai andare alla morte, qua veramente non so cosa dirti più che altro, forse metterei, poi dopo vediamo un attimo, i piedi più avanti. Metterei il tallone qua appoggiato in modo che tu possa veramente escludere totalmente anche la spinta del piede. Vedi che già così, anche così va un pochettino meglio, perché prima cosa facevi? Pieghevi un po' e sembrava quasi che volessi spingere con la gamba. Sì. Wow. Adesso lo ammazzo. L'hack squat è una macchina molto interessante. Il problema principale di tutte le accosciate è la mobilità delle caviglie. Anche quando mi dicono lo squat è un ottimo esercizio per i quadricipiti, dipende dalle tue leve ossee. Io ho Davide, che è il ragazzo che hai visto prima, lui è fatto per accosciare. Lui non ha bisogno di rialzi né niente. Lui ha
la tibia e il perone e il femore che hanno la stessa grandezza, quindi quando lui scende in qualsiasi esercizio ha il tallone a terra e quindi non serve a niente. Però per me, che per esempio ho i femori che sono chilometrici, mettere qualcosa per bypassare la mobilità della caviglia aiuta a focalizzarsi sui quadricipiti. E la Matrix, che non facciamo pubblicità alla Matrix, però effettivamente è questa è la comodo. marca. Questa è la marca. Ha fatto involontariamente bene questa macchina qua, perché sembra fatta veramente apposta, perché ha quel mezzo centimetro che tu puoi appoggiare i rialzi, quindi non devi rifissarli con elastici, con niente, quindi sei a posto, cosa che nelle altre macchine purtroppo non c'è. Io voglio che tu faccia questo adesso. Quando tu spingerai, voglio che tu stringi forte le dita ai piedi come se facessi, sai cos'è lo short foot? Esatto, Sì, questa cosa qua. come E per il peso, posare. esatto, il peso del tuo, dove tu spingerai è questo, e sull'esterno del piede. Ok, le ginocchia, no, però le ginocchia non devono andare in fuori, il peso è qua, senza che le ginocchia vanno in fuori, perché se tu apri il ginocchio allora vai a lavorare l'adduttore. Chiaro. Invece io devo Chiaro. tenere le ginocchia più parallele possibile, Certo. però il peso deve essere su questa parte del piede qua. Ok, benissimo. Peso sull'esterno, bravo. Piano, adesso piano. Ok. Cosa sto facendo? In camera vedete che mentre lui va in giù, io invece di dargli una mano, io ti fermo, perché stai andando troppo velocemente. Vedi che più ti fermo, più poi quando c'è il momento in cui tu devi spingere, ti trovi che i tuoi muscoli lo devono fare, non la tua parte elastica. Sì, l'elastica. Perché tu La componente elastica viene annullata, quindi tu è il devi muscolo che annullare, lavora. esatto. Cosa abbiamo visto? Perché ovviamente tu dici, ma tu, Ilario, sei stronzo. Perché lo fai? Perché se abbiamo visto che tu devi cercare la maggiore tensione meccanica, secondo alcuni studi che hanno fatto, è data dal fatto che ci devono essere più filamenti di actina e miosina che si attaccano tra di loro, e questa cosa avviene quando tu ti avvicini al cedimento, ma deve essere una cosa muscolare. Se tu usi la parte elastica, a un certo punto tu quella parte là la bypassi. Certo, la salti. La salti e non è una vera concentrica muscolare. Infatti il problema di adesso nelle persone che si allenano è che nei punti di inversione lasciano andare troppo velocemente. Invece il bodybuilding si fa in quei punti là, in cui tu la concentrica, visto che vogliamo l'ultima vera concentrica esplosiva, lenta, la devi fare cercando di togliere quella parte là. O se la vuoi avere, come avremo noi dopo, è perché vuoi andare a estendere il cedimento. Scendi piano, scendi, fermo. 1, ancora, subito, ritmo. Piano. 2, bravissimo, ancora. Dai che questo è il peso. Peso sull'avampiede. Dai, 3, ancora. Subito adesso. Adesso puoi accelerare un po' l'eccentrica. Continua, su, ancora. Su veloce. Su. 5. Ancora. Piano. Dai. 6. Ancora. Ce n'hai. Ancora. Peso sull'esterno del piede. Spingi. Ancora, ne hai ancora. Andiamo a 10. Dai. Su, continua. Prendi aria, ne facciamo altre 2. 3, 2, 1. Piano. Adesso su, forza, accelera. No, non mollare. Ancora una. 3, 2, 1, parti. Adesso devi spingere, ci devi credere adesso. Spingi. No! Ok, ottimo. Prendi aria, bravo. Via la paura, devi crederci. Ci sono io con te. Prendi aria, addome duro quando sei in basso. 2, ancora. Prendi aria. Addome duro quando sei in basso e su. 3, ancora. Ritmo. Addome. 6. Dai che ce l'hai, non ti ho dato la mano, ancora. Ritmo. Su. Non ti ho dato la mano. Ancora. Vai, ritmo. Non ti ho dato la mano, dai. Adesso su veloce, accelera. Ok, prendiamo aria. 3, 2, 1. Ci devi credere, devi essere aggressivo adesso. Veloce. Adesso vai giù veloce in eccentrica adesso, un pochettino più veloce. E tutta. Su. No. Su. Ok. Stop. Qui in questa squat è sicuramente capire che quando pensi che sia
che è finita non è mai finita in realtà. No. Potresti sempre darci un po' di Sì, più. la cosa che ti manca è esperienza nel fare questa cosa qua. Purtroppo il cedimento è una cosa in cui è simile al mare, cioè ti devi immergere. Cioè devi proprio calarti in questo tipo di allenamento sofferenza, dicendo io devo fare questo tipo di cosa qua. Per quello dico che per me ha ragione Stefano a togliermi lo spotter, perché in cut questa cosa è come io dico, faccio sempre questo, è come il fuoco. Il fuoco può bruciare tutto, può essere fiamma ossidrica. Devi essere talmente tanto preciso che il fuoco ti brucia se non stai attento. La fiamma ossidrica invece è precisa. Questa cosa qua con poco volume devi essere molto capace di indirizzare. È bello ragazzi come mentalmente riesci a leggere attraverso lo schema, attraverso una serie, quanto margine c'è, perché non è da tutti. Ok ragazzi, voi non ci crederete, ma sono state 2 serie che sono state abbastanza tassanti. Le ho sentite, i quadricipiti sono già condizionati, li andiamo direi a Finire. dare un'altra sì, finire. Dopo c'è la leg extension, ma prima abbiamo 2 serie di affondi al multipower, focus quadricipite. La questione qua è che non bisogna aver paura di cercare di flettere il ginocchio e di alzare il tallone. A te verrà voglia di alzare tantissimo il tallone. La questione è che se io dovessi farli focus quadricipiti, e come li faccio? Mi metto in questa posizione qua, cerco di andare giù. Il bacino è al contrario dello squat in cui tu sblocchi anche il bacino insieme, qua il bacino rimane abbastanza fermo. Verticale. Scendi, cerchi di andare sulle punte dei piedi e andare in su. Il problema è il piede dietro che ti verrà sempre una voglia di darti una mano. È vero. Invece, se li volessimo fare focus glutei, cioè io farei più una cosa simile a questa, che non la riuscirei a fare totalmente. È qua, più o meno così. Quindi fletti ancora di più l'anca. Eh sì, perché a quel punto là devo cercare un compromesso tra flessione di ginocchio e flessione d'anca per cercare di arrivare giù e allungare il gluteo. Chiaro. E paradossalmente il ROM in entrambi non è elevatissimo. Petto in su, bravo. Sedere in fuori e petto in su. Scendi bene. Bravissimo. 1. Piano, controlla. 2. Bravo. 3. Peso sull'avampiede, non voglio vederti salire con tutto il piede sul peso tutto il piede. Bravo. Voglio che il peso sia solo là, anche se il piede è appoggiato tutto a terra, il peso deve essere solo là. Bravissimo. Peso sull'avampiede, peso solo là. Ancora. Dai, ancora. Dai che ce ne hai. Ancora. Accelera più forte che puoi. Su forte. Madonna. Ancora. Ancora, ne hai almeno altre 2. Fai subito, subito. Dai ritmo. Bacino in avanti, bacino in avanti, bacino in avanti. Su. Su. Ancora una, subito. Subito, dai ritmo. Su, ce la fai, Ce la fai. Ok, ottimo. Bravo. Bacino in avanti. Peso sull'avampiede, non fregarmi. Peso sull'avampiede. Ne farai di meno, ma comunque le facciamo. Vai giù. Bravo. Su, non sbattere il ginocchio a terra. Facciamo altre 3. Non sbattere il ginocchio a terra. Bacino in avanti. Su. 1. Ancora. Peso sull'avampiede, non metterlo sotto il piede. Dai. Su. 2. L'ultimo. Prendi aria, subito. Prendi aria. Peso sull'avampiede. Su. Sul petto. Su. Ok. Questo è un po' too much, però ci sta. Ti tremano le gambe? Faccio questo effetto di solito alle donne. Bacino in avanti, bravissimo. Adesso ne sentirei un macigno, però le facciamo. 2. Vai. 3, bravissimo. 4, bravo. Ancora. 5, peso sull'avampiede. Dai, ancora. 6, dai che arrivano a 10. Dai. 7, ancora. 8, dai, altre 2 ci sei, 9, ancora una. Dai. E spingi. È tua. Ok. Ritmo, dai. Subito. Dai. Facciamo il massimo che riesci. Bacino in avanti, non fottere. 1, ancora. 2.
3, ancora. 4, ancora. 5, dai, ancora una, ancora una. Tutta Lollo, tutta. Ok, benissimo. Ok. Il problema delle leg extension è che una volta le facevano con la cintura, poi se ti ricordi i vecchi modelli da Tecnogy avevano la cintura. Ma anche Platz, io mi ricordo un Platz. Perché praticamente quando tu devi avere un punto in cui hai un punto fisso attorno al bacino, infatti te la metterò così capisci. Qua ci sarà il tuo bacino e qua sarai legato tu, ok? Più o meno. Certo, cioè qua. Esatto, quindi avrai un punto di restrizione e io addirittura ho notato che se io immagino di fare un hip thrust, quindi tendo la cintura e provo a fare leg extension, la sento da Dio. Ok. Quando vuoi, fino alla fine, distendi tutto. 2, dai. 3, anche qua i punti in inversione, 4. Rotazione eccentrica. 5, bravissimo. 6. 7. 8, bravo. 9, dai, ancora. 10, ancora. Andiamo oltre le 12, perché ne hai più di 12. Ancora, ce ne hai. No, ce ne hai una ventina ancora. Vai. Tutta, distendi tutto, Ancora. Dai, ancora. Dai. Ancora, fanne un'altra mezza. Vai, tutta. Stop. Ok, 20 secondi abbiamo. 2, 1, vai. Dai, cosa fai? Ma sei scemo? Dai, forza, ancora. Dai, su, ancora, dai. Stai molando di testa, su. Dai, l'ultima, dai, spingi. Stop. Di troppo, non c'è tempo da perdere. 2, 1, vai. 1, ancora. 2, ancora. 3, ancora. 4, ancora. Vai. 5, dai, ancora. 6. Bravo, vedi che ce ne hai, ancora. Dai, l'ultima. Ottimo. Vai. 1. Ancora. 2, bravissimo, così la voglio l'accelerazione. 3, bravo. 4, bravissimo. 5, controlla un po', 6, ok. Dai, 7, so che brucia adesso, 8, adesso che diventa divertente. 9, dai, è divertente adesso. 10, è qua che vinci le gare, non mica sul palco, 1, 2, dai, fai un'altra. Ok, dai che non cali su questa adesso. 1, sei la quinta, vai. 1, controlla. 2, 3, bravo. 4, bravo. Così le voglio. 5, ancora. 6, ancora. 7, ancora. 8, andiamo a 10, Dai che ce la fai. 9, dai l'ultima. 10, ne facciamo un'altra perché sei un codardo, dai. Stop. 1, 2, 3, 4, bravo, dai. 5, controlla. 6, diverse muscolari, 7, 8, dai. 9, dai. 10, dai che arriviamo a 12, dai. Una, ancora una, dai che sei arrivato a 12, dai. Spingi.
ancora mezza ne voglio, ancora mezza. Ok. Ultimo giro. 5, 4, 3, 2, 1, vai. 1, 2, ancora. 3, ancora. Non fare il codardo. 4, 5, bravo. 6, dai, 7, 8, ancora, dai, 9 e 10, Dai, 9, dai l'ultima, ci devi credere però. E adesso spingi, ancora una adesso. Dai, me ne devi fare ancora mezza, dai, su. Stop. Aspetta che ti slaccio così te ne puoi andare. Ok ragazzi, come avete visto sono reduce da una serie bella lunga di leg extension che mi ha privato della capacità di coniugare i verbi. Proverò ad essere il più chiaro possibile per permettermi ancora di far questo con professionisti del calibro di Dario. Mettete like, commentate, ditemi cosa ne pensate di questo allenamento, ma cosa ancora più importante, Iscrivetevi al canale. passiamo dalla leg extension ai femorali. Avremo 2 esercizi, un leg curl da seduto come primo esercizio e poi uno da sdraiato. Qualche accortezza particolare? Mi dicevi la cintura sempre. Allora, la cintura, se prima l'abbiamo messa sotto qua, la mettiamo altezza vita, quindi... Scusami. Ok. Perché questa qua ti permetterà adesso di estendere la lombare in modo da lavorare più in allungamento su questa leg curl. Certo. Ok, piedi leggermente più stretti. Ok. Benissimo, spingiti bene, sedere in fuori. Facciamo questo. Questo è leggero. 6. È leggero. 7. Facciamo 10, dai. Ancora. Ancora. Vai, vai. Ancora 2 e ancora 2 ne hai, ancora 2, ma proprio facili. Dai, una, dai. Guarda che ti do una mano che è facile adesso, guarda. Hai visto? Che ti ho fatto superare lo sticking point e sei andato da solo, dai. 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 Ok. Boh. 6. Dai. 7. 8, dai che ce n'è ancora, dai che vedi che... Dai, ancora una. Però l'eccentrica la devi fare, La devi fare l'eccentrica. Dai, adesso questa è l'ultima, dai. Devi tirare. Vai. Ok. Il problema più brutto dell'hack squat è quando lo spotter ti fa accosciare, tu spingi, scendi, là non è impossibile che la chiudi. Provato 1000 volte, cioè lo spotter ti deve far rimanere frizzato dove sei, ma non deve permetterti di scendere. Perché se scendi stai di nuovo allungando, è impossibile. Se tu nel mentre che accorci torni subito ad allungare, esatto, non torni più su. Quindi sedere duro, addome duro. Ok. Bravo, stringisi forte e sedere sempre. 2, bravissimo. L'eccentrica curala, 3, cura l'eccentrica. Bravo. 4. Ancora. 5. Bravissimo. Ancora. 6. Dai, almeno un'altra. 7. L'ultima. Ottimo. Va bene così. Cioè, più la concentrazione nel tenere l'anca giù che ma lo stimolo del carico esterno. Sì. Perché però questa cosa ti permette di isolare su quel muscolo che è il muscolo bersaglio. Cioè, la cosa che poi è, per esempio, io trovo bellissima, che non è una cosa che non avevo mai notato, e che quando ho cominciato a farla e notarla mi ha aiutato tanto nella crescita, secondo me, dei miei femorali, noi abbiamo fatto delle accosciate che non sono state tanto profonde, ok? Però se io la pressa volontariamente, accoscio profondamente, il femorale è vero che non lavora, però è usato come stabilizzatore del ginocchio. In isometria un minimo lavoro. E quindi io arrivo qua che se faccio le curl dopo aver fatto le accosciate, paradossalmente la sento di più. Verissimo, questa è una santa Però di solito adesso l'ho messa all'inizio, capisci?
Però secondo me se io metto le leg curl, ma poi vado a fare una cosciata profonda e io ho uno stabilizzatore che è stanco, la mia cosciata sarà stabile, e quello io non lo faccio e non l'ho mai provato, quindi non so la risposta, però mi faccio questa domanda. Quando provo ad andare con questa programmazione sui femorali dopo aver accosciato, li sento Anche meglio. io, molto di più. E io ce l'ho come te la programmazione, ho quadricipiti femorali. Non ho mai fatto viceversa nonostante io abbia i femorali carenti. Piuttosto Stefano mi mette sempre i femorali e anche io li metto i femorali insieme a una tirata orizzontale, che secondo me ci sono delle congruenze anche a livello di, cioè non di mobilità, di esecuzione. Un RDL sta bene sia in una scheda di tirata orizzontale che in una di, per me, che una di femorali. Femorali, focus. E quindi preferisco spostarli con la schiena piuttosto che farli all'inizio. Dai, non sono stato, Ok sono ragazzi, stato- ultimissimo esercizio, andiamo a prendere il medio gluteo con un abductor machine. Anche qua Sì. le accortezze non sono tante, mi fai comunque tenere... Sì, questo qua dietro e basta. Sempre petto in su. Ultima cosa, qua il piede addirittura io lo terrei sollevato. Proprio solleva il piede, distendi le gambe. Esatto. Perché il fatto di tenere il piede ti obbliga a... vuoi usare per forza il piede per lavorare, invece così sei obbligato a usare i muscoli. Sì. Davvero? Non me l'avrei mai detto. Perché il problema dei bodybuilder moderni è che non vogliono usare i muscoli per fare gli esercizi. O che ne vogliono usare altri per aiutarci. Perché tu cosa fai? Se metti i piedi in appoggio a un certo punto spingerai in avanti per cercare di divaricare le gambe. Quindi invece farei questo invece di fare questo. certo, è vero. Togliendo quel vincolo là, è vero che hai solo il peso qua, quindi sei costretto a spingere là. Tutto gluteo in quel caso. Sì, per forza. Ok ragazzi, non c'è molto da dire, ma ci sarebbe tanto da dire, ma vi potremmo tenere qua un'altra giornata. Quindi feedback mio, allenamento che mi ha fatto portare a casa, in primis, come dicevamo prima, sensazioni, che sono quelle poi che io ricerco spesso, perché la tecnica è più che fondamentale, l'abbiamo detto. Qualche dettaglio a livello di macchine, setting, tutto fondamentale, ma ciò che voglio portarmi a casa è quello che sento e percepisco a livello proprio personale durante l'esercizio. E lui è un ottimo tecnico perché lo fa passare, lo riesce a trasmettere. Io lo chiedo a tutti, Ilario, come mi hai visto? Sei sulla buona strada, devi essere molto più curioso e andare a esplorare esecuzioni o modi di porti sul macchinario sempre più precise, in modo da diventare anche forte in queste cose che abbiamo visto oggi. Ma secondo me, vedendo come ti ho visto, riesci a capire in fretta quello che ti ho detto, che non è da tutti, perché capire subito l'eccentrica è una cosa che non è da tutti. Devi semplicemente continuare a impegnarti e ascoltare il tuo allenatore in primis, perché il tuo allenatore è Dio, punto e stop, e continuare la tua ricerca dell'esecuzione perfetta, anche se non sarà mai perfetta come vorresti. Come al solito porto a casa, oggi ancora di più perché, ripeto, è passato tanto. Forse non so se da dietro le telecamere sia passata la sensazione che io ho provato durante questi esercizi, però vi assicuro che era impattante. Se vuoi dire qualcosa tu? Beh, in verità no, è stato divertente. Anche io mi sono È stato Ho divertente. rischiato lo svenimento, ma mi sono divertito. È che secondo me si dovrebbe, ti dico, nel mondo ideale che dicevo prima, io questa cosa la dovrei fare gratuitamente, aperta a tutti, così che il livello si possa veramente alzare nel natural bodybuilding. E capisco che, vedendo anche atleti come te, che abbiamo anche in Italia ampi margini di miglioramento se fossimo una community diversa. Se ci fosse più unione, dove ognuno riconosce il valore del tecnico senza dover per forza appropriarsi di alcune idee e farle passare magari per proprie o per proprie invenzioni, sarebbe un ambiente che faremo un salto in alto molto molto più elevato, e ho paura che negli altri stati ci sia un rispetto maggiore del proprio collega, e questa cosa sia possibile proprio perché loro vedono una crescita collettiva verso l'alto. E nel nostro egoismo un po' tutto italiano, possiamo dire, questa cosa un po' manca. Io cerco per quanto possibile, sì, ma dopo diverse brutte esperienze anche io sono dovuto cambiare e adattarmi all'ambiente in cui vivo.
È bello sapere però che anche il movimento natural qui in Italia ha ampi margini. Sì, abbiamo ampi margini, ma l'ho sempre detto che l'italiano a livello di formazione è una delle formazioni migliori al mondo. Il problema è che poi quando ci dobbiamo unire per fare qualcosa siamo tutti frammentati. Chiudiamo questo video con il buon auspicio Sì, di che- migliorare la sì. community. Questi video servono, Sì, no? sì, io comunque, come sono aperto a te, sono aperto a fare un video, un contenuto con qualsiasi altro specialista lo voglio fare con me, non ho mai chiuso le porte in faccia a nessuno e quindi a patto che ci sia rispetto reciproco come c'è stato tra me e te oggi, Chiaro. che è una cosa fondamentale per poter creare qualcosa di più. Ci vorrebbero collaborazioni come quella che abbiamo fatto oggi, che hanno come unico obiettivo non monetizzare, ma far crescere un settore che ha bisogno impellente che le cose cambino. E di positività e di stimolo. Sì. Ilario, grazie mille Grazie a te, davvero. Lollo. Sei stato d'oro. Ragazzi, come al solito, il video in collaborazione, come vedete, quindi non seguite solo il mio, ma anche il canale di Ilario che propone settimanalmente comunque contenuti di grande valore. E come dico sempre, Iscrivetevi. Ah no. alla prossima! Oh, we have great time.